E su Facebook vedi, io sono impegnato in ufficio da 2 ore, 2 colleghi ammalati, fino a stasera non ce la posso fare. Ma sta su Facebook che fa benissimo. E te avanza anche a tempo. Amici, a pochi istanti dall'inizio dello spettacolo Stiamo facendo ancora un po' di Stiamo progetti. provando 2 o 3 cosette, vi facciamo vedere un pezzo, dai, un pezzettino. Quel pezzo che vede Facebook dove c'è lei che scrive: ragazze, ore 12, oggi auto nuova, sto raggiungendo mio marito in concessionario. E chiunque legga quel messaggio in Facebook immagina già la scena. Infatti lui, il marito di suo, l'auto l'avrebbe già scelta. Bella, nera, sportiva, cabrio, potente. E col venditore ha pure azzardato. È lei, la prendo. È Davvero? Questa. Sì, è questa, ho deciso. Sì, va bene. No, davvero. L'unica cosa. Ah, ecco. Devo prima Dillo. parlarne con mia moglie. Elio, quest'auto lui non la comprerà mai. O perlomeno non questa. E infatti appena arriva la moglie in concessionario Si mette a fissare la macchina senza bisogno di aprire bocca. Amore, questa ti piace? Non ti piace? Amore, è nuovissima, ci danno 7 anni di garanzia, il motore è silenziosissimo, anche se si tratterebbe A di un... me piace quella. Quale? quella con le maniglie fucsia, gli specchietti rosa e il lettore MP3. La Pinky Pinko. 52.000 euro, amore, ma ti sei fulminata! E poi io l'ho vista quella, come prestazioni non è granché, Beh, non sarebbe l'unico caso in famiglia. E poi questa è troppo piccola, guarda qui il bagagliaio, non c'è nemmeno posto per il passeggino. Il passeggino, ma se sei in menopausa da 10 anni! Dai, fatta così. Però se vi è piaciuto questo video, amici, condividetelo con i vostri amici. Se non vi è piaciuto, condividetelo lo stesso, volete prendere la fregatura solo voi? Seguiteci sempre sul nostro sito www.carloegiorgio.it. Ricordate che ci siamo su Instagram, Twitter e LinkedIn. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. E se entrate nella nostra pagina ufficiale Facebook Carlo e Giorgio, cliccate Mi piace!